L'attesa mostra curata da Marco Goldin, da Picasso a Van Gogh, che aprirà il 15 novembre, le festività natalizie, poi l'appuntamento con le Olimpiadi Milano-Cortina. Stanno per arrivare a Treviso un autunno ed un inverno caldi sul fronte dei flussi di visitatori e l'auspicio è che eventi e manifestazioni possano fare da volano a tutto il sistema economico della città, a partire dal commercio, ma bisogna essere pronti. Comune e Ascom stanno prontando un piano che comprende agevolazioni per i parcheggi, stop ai cantieri, iniziative che incentivino lo shopping. Abbiamo chiesto all'amministrazione appunto di prevedere un piano di ultimazione dei cantieri in corso, un programma di sospensione invece dei cantieri proprio in questo periodo e in questo arco di tempo, così da presentare la città nel miglior modo possibile, diminuendo al massimo i disagi, e poi una serie di iniziative legate al Natale, un grosso investimento dell'amministrazione per tutto quello che riguarda le luminarie, così da lasciare i commercianti concentrati a rendere belle le proprie attività, e una serie anche di azioni di co-marketing in collaborazione con Linea d'Ombra. Una collaborazione, quella tra Ascom e Comune di Treviso, che lascia l'amaro in bocca a Veneto Imprese Unite, l'associazione di commercianti da mesi ai ferri corti con la giunta. Dopo non essere stati invitati alla riunione di lunedì, l'associazione ha avuto ora un incontro con l'amministrazione, ribadendo la paternità del piano. Direi che sono i punti fondamentali che abbiamo protocollato mesi fa, quindi noi possiamo dire grazie al Comune e all'Ascom che hanno preso in mano i nostri documenti e ci hanno creduto e stanno portando avanti il progetto. Noi la leggiamo come fosse una conferma del nostro protocollo da parte di Ascom. Per me vale tanto quanto un timbro. Noi stiamo lavorando e stiamo elaborando anche altri progetti che presenteremo comunque al Comune e poi deciderà il Comune come deviarli, se continuare a deviarli ad Ascom per la progettualità concreta o coinvolgerci.